Direi che questo bilancio finisce bene per quanto riguarda il sociale, soprattutto le persone che hanno bisogno, i CEOT, i disabili, i non autosufficienti. Siamo partiti da sotto zero e siamo arrivati a più soldi, più 16 milioni rispetto allo scorso anno, e questo è un grande risultato. Non è un risultato di destra o di sinistra, è un risultato delle persone, dei consiglieri regionali che hanno lavorato all'interno del Consiglio cercando di colloquiare, cercando di fare del bene. Io ci ho messo la mia esperienza, la mia capacità anche nel parlare con gli altri, e abbiamo portato un buon risultato. Adesso l'assessore sociale deve mettere la sua assieme anche alla struttura per dare dei grandi servizi per il Veneto. Per il resto c'è un grande fondo di rotazione per il turismo, la prima grande azienda del Veneto. Il PDL ha voluto metterci la bandierina, però anche qui è di tutto il Consiglio regionale, è un fondo innovativo, si mettono dentro delle norme urbanistiche e procedurali molto innovative e si mettono 30 milioni di euro a fondo perduto a restituzione tasso zero in 20 anni. Speriamo che i soldi bastino, però è un primo esempio di far fronte e di dare delle risposte alla prima grande azienda del Veneto.